ben ritrovati, tra poco tante le notizie del nostro TG, andiamo per ordine, cominciamo dai titoli. Emergenza coronavirus emanata dalla Regione Calabria all'ordinanza firmata dalla governatrice Santelli, scuole aperte, previsti erogatori con disinfettanti in zone aperte al pubblico e controlli su chi arriva da fuori regione. La Prefettura di Cosenza invita i cittadini a non autodeterminarsi in materia di coronavirus, ma di attenersi alle disposizioni ministeriali. La prefetta Cinzia Guercio invita i cittadini a non lasciarsi prendere dal panico. Il nuovo ospedale priorità per la città dei Bruzzi. Oggi il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ha incontrato la neogovernatrice e chiesto il completamento delle opere avviate. Blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Commissione Tributaria Catanzaro, proprio negli uffici dove ha operato il giudice Petrini. I carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni murate all'interno di un appartamento a Bibbo, probabilmente servivano per compiere un omicidio. 4 le persone arrestate, di cui 3 già detenute. La polizia ha arrestato un uomo a Crotone trovato in possesso di una pistola pronta all'uso. Proseguono i colloqui di Jole Santelli con gli alleati per la formazione della nuova giunta. La Presidente conta di chiudere entro l'inizio della prossima settimana. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, nuova edizione del nostro TG. In apertura ancora l'emergenza, la paura per il coronavirus emanata dalla Presidente della Regione Calabria, la governatrice Santelli, un'apposita ordinanza. Le scuole in Calabria resteranno aperte, previsti l'installazione dei distributori di disinfettanti nelle zone aperte al pubblico e poi c'è ancora un'altra misura attesa, a dire il vero, i controlli per chi arriva da fuori regione. Vediamo. Ora l'ordinanza è ufficiale emanata nel pomeriggio dalla Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, contiene le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza coronavirus. L'ordinanza prevede che le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici e gli esercizi commerciali espongano le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle zone di accesso al pubblico, dovranno essere predisposti erogatori di soluzioni disinfettanti e le aziende di trasporto pubblico locale dovranno attuare interventi di pulizia straordinaria dei mezzi. In Calabria dunque le scuole restano aperte mentre i viaggi di istruzione e le iniziative affine sono sospesi fino al 15 marzo. Il Presidente ha inoltre disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico o nei comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra. Questi a loro volta, dopo un primo triage telefonico, informeranno il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. In aggiunta a quanto indicato dal Governo, abbiamo inserito nella nostra ordinanza anche un punto sulla sorveglianza sanitaria su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti della regione, ha detto la Presidente Jole Santelli. Per ricevere inoltre supporto e informazioni sul coronavirus, ricordiamo che la regione ha istituito il numero verde 800 76 76 76. A rispondere dalle 8 del mattino alle 20 di sera saranno gli operatori sanitari con una formazione specifica sull'argomento. L'obiettivo è e resta quello di rassicurare la popolazione e di non creare panico infondato, conclude la Presidente della Regione. Intanto la Prefettura di Cosenza invita i sindaci ad attenersi alle direttive ministeriali. L'altro invito è rivolto ai cittadini a non farsi prendere dal panico. Vediamo.
Non c'è nessun caso di coronavirus al momento in Calabria, ma l'attenzione è massima. Gli incontri istituzionali si susseguono in queste ore per approntare tutte le misure necessarie per evitare il rischio di contagio, ma bisogna iniziare dalle normali norme igieniche. Sul tavolo del prefetto di Cosenza troviamo un disinfettante per le mani, una misura precauzionale che dovrebbe sempre essere attuata. Questo è un messaggio che voglio mandare, soprattutto precauzionale. D'altra parte, tutte le indicazioni che provengono sia dal governo ma dal ministro della salute eccetera è quello di usare dei presidi, che può essere la mucchina, che dovrebbe essere usata sempre indipendentemente dal coronavirus, perché noi parliamo del coronavirus ma ci deve essere un'igiene necessario. Ma a proposito di coronavirus, sul territorio qual è al momento la situazione? Non abbiamo nessun segnale di criticità che non siano, mi consenta, le ordinanze dei sindaci che limitano la libera circolazione. Già, perché alcuni sindaci hanno vietato l'ingresso a persone provenienti dal nord Italia, ma il decreto legge e il DPCR stabiliscono che soltanto per coloro che provengono dalle zone rosse ben delimitate è necessario che venga comunicato il transito al Dipartimento di Prevenzione e Salute. È necessaria questa comunicazione, non è necessario altro. Anche i sindaci dunque devono essere correttamente informati, ma adesso cosa accadrà dopo le ordinanze già emesse? Qualora sono state emesse come ufficiale di governo, stanno provvedendo i vari prefetti ad annullare quelle ordinanze che sono abnormi. Per esempio alcune ordinanze nelle quali indistintamente si fa riferimento prima di tutto al DPCM del Consiglio dei Ministri in modo erroneo, cioè faccio riferimento al DPCM ma non sappiamo a quale disposizione, ma ancora in modo peggiore quando si dice i cittadini che provengono da quelle zone del nord Italia interessate dall'epidemia. Quindi già parliamo di epidemia, parliamo di zone del nord Italia, non si capisce quali sono. Allora si fa chiaramente leva su quello che è l'educazione e il senso civico dei cittadini che provengono dalle zone rosse. Però poi c'è il problema del sentito dire, perché allora ci si attiva come una caccia all'untore, perché è anche un grande problema, cioè poi arriviamo veramente a una persecuzione del cittadino che purtroppo si è trovato in quelle zone. Dobbiamo stare molto attenti e soprattutto a non ingenerare panico ingiustificato. Quindi sia delle precauzioni, no al panico, non all'allarmismo, e questo il monito anche degli operatori sanitari. Vediamo. Sono giorni di lavoro e di incontri in Calabria per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Riunioni tecniche si susseguono nelle province per discutere le metodologie da seguire per proteggere i cittadini, ma nello stesso tempo i provvedimenti da attuare in caso di contagio. Al momento non ci sono casi accertati di coronavirus nella nostra regione, ma l'attenzione e la cautela sono alte, i monitoraggi sono costanti, lo abbiamo chiesto agli esperti. Se siamo di fronte ad un paziente che ha sì le manifestazioni cliniche di una sindrome respiratoria ma viene a mancare l'elemento epidemiologico, decade ogni discorso che può elevare il sospetto di un'infezione da coronavirus. Quindi non dimentichiamoci che i criteri sono essenzialmente due: il tampone diagnostico che la gente ci richiede in maniera pressante, perché ha ricevuto questa informazione da una lettura non sempre corretta offerta dai media, è riservato ed è da riservare anche attraverso la nota più recente del Ministero della Salute ai pazienti sospetti. I pazienti sospetti devono essere valutati dal medico del territorio, eventualmente in accordo con una valutazione specialistica. Non è possibile utilizzare il test diagnostico come screening di massa, non ha alcun senso e non ci porterebbe da nessuna parte. Quindi test diagnostico esclusivamente da applicare ai casi sospetti, quelli realmente sospetti. La sanità calabrese è pronta, anche perché quotidianamente ha a che fare con emergenze che riguardano altre malattie infettive tornate alla ribalta negli ultimi tempi. Noi abbiamo ogni giorno uno stato di emergenza legato a tante altre malattie infettive che stanno
vivendo un momento di recrudescenza come la tubercolosi, come comunque le infezioni influenzali complicate stagionali e tante altre forme infettive che fronteggiamo risultando un centro hub di riferimento provinciale e per alcune patologie anche regionale. È vero, il coronavirus non va sottovalutato, ma neanche bisogna creare apprensione e psicosi, come conferma il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Nella maggior parte dei casi, come ormai avrete sentito, le infezioni da coronavirus decorrono senza sintomi o comunque con guarigione rapida. I pochi casi che abbiamo avuto in Italia, ma questo conferma anche informazioni che ci arrivano dall'estero e confermate dai clinici specialistici, di decessi sono in persone che erano debilitate, affette da altre patologie, quindi condizioni critiche per ragioni proprie, a prescindere dall'infezione da coronavirus, esattamente come capita per l'influenza. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus con il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile. Il capo della Protezione Civile Borrelli ha detto che in Italia al momento sono 650 i contagiati, 17 i morti, 45 guariti e poi ancora i ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare. I tamponi somministrati sono stati 12.014, la metà dei quali in Veneto. Cambiamo argomento, anche se continueremo a parlare di sanità. Siamo a Cosenza, il nuovo ospedale priorità per la città dei Bruzzi. Oggi il sindaco Mario Chiuto ha incontrato la neogovernatrice Iole Santelli e si è detto disponibile ad essere nominato proprio commissario per i lavori dell'ospedale. In 3 anni, ha detto, penso si possa realizzare la struttura. Vediamo. Eccolo il sindaco di Cosenza uscire dagli uffici della cittadella Catanzaro accompagnato dall'assessore Francesco Caruso, incontro a porte chiuse al 6° piano della regione tra Mario Chiuto e la governatrice Iole Santelli, già lo ricordiamo ex vice sindaco della città dei Bruzzi. 2 ore di colloquio, toni cordiali e sul tavolo il completamento dei progetti su Cosenza, priorità per il primo cittadino e l'ospedale per il quale ha avanzato questa proposta. Ho chiesto alla Presidente Santelli di avviare le pratiche per la costruzione del nuovo ospedale, di nominare anche come commissario il sindaco, perché in questo modo ho offerto la mia disponibilità anche ad avviare il progetto del nuovo ospedale di Cosenza in modo da portarlo avanti velocemente. Secondo me in 3 anni è possibile realizzare questa struttura che adesso è diventata di vitale importanza per i cittadini. Le prospettive sulla città comprendono, e non poteva essere diverso, il viale Parco e la viabilità alternativa. Ho chiesto anche di accelerare i lavori che sono sul viale Parco, realizzando e casomai, voglio dire, cedendo al Comune di Cosenza la possibilità di realizzare proprio direttamente la strada sul via Reggio Calabria e completare anche il parco, dando la parte ovest che può essere già con le attrezzature che mancano per gli impianti sportivi, potrebbe essere già scorporata e destinata, diciamo, agli utenti, alle persone. Problemi inoltre come l'emergenza rifiuti da risolvere, la realizzazione del tram di superficie ed altri progetti già avviati con l'ex presidente Oliverio hanno trovato attenzione e disponibilità da parte della governatrice Santelli. Ora non resta che passare dalle parole ai fatti. La cronaca adesso, il blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Commissione Tributaria a Catanzaro, sarebbero proprio gli uffici dove ha operato l'ex giudice Petrini. Vediamo.
Nuovo blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Commissione tributaria di Catanzaro. Tra gli inquirenti vige il massimo riservo, ma le perquisizioni disposte dalla Procura di Salerno nell'ambito dell'inchiesta Genesi sarebbero scattate dopo le dichiarazioni del giudice Marco Petrini, già presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e presidente della Commissione tributaria provinciale, adesso sospeso. Petrini, arrestato lo scorso 15 gennaio e scarcerato il 12 febbraio, ha ammesso ai magistrati di Salerno diversi illeciti commessi, sentenze aggiustate in cambio di denaro, favori e beni di varia natura, ma il sistema corruttivo potrebbe coinvolgere anche altri magistrati. Le dichiarazioni di Petrini e del faccendiere Emilio Santoro, ex dirigente dell'Aspe di Cosenza arrestato nell'ambito dell'inchiesta Genesi, hanno svelato nuovi scenari. Santoro davanti ai magistrati ha detto fin dal primo interrogatorio del 16 gennaio di aver pagato il giudice Petrini in cambio di aggiustamenti di sentenze o altre richieste relative alle attività della Commissione provinciale tributaria, e somme di denaro sarebbero state consegnate o promesse anche ad altri magistrati, sia in relazione a processi penali che a cause tributarie. Lo stesso Petrini, sempre in sede di interrogatorio, ha fatto riferimento ad una serie di episodi corruttivi. Vanno avanti dunque le indagini della Procura di Salerno sui presunti casi di corruzione giudiziaria e l'inchiesta non è affatto conclusa. Presto potrebbero esserci altri clamorosi sviluppi. E ritorniamo ad occuparci dell'operazione IFEMOS a Reggio Calabria. Gli indagati si difendono, vediamo. Bersaglio inerme di una scellerata campagna elettorale, si definisce così Giuseppe Neri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, tirato in ballo ma non indagato da alcuni dialoghi registrati dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta IFEMOS condotta contro la cosca Alvaro di Sinopoli, sue cosche satelliti e i colletti bianchi della politica e del sottobosco politico accomunati da un patto di potere. Ricordiamo 65 ordinanze di custodia cautelare emesse, un'amministrazione comunale, quella di Santa Eufemia d'Aspromonte decapitata, e i veleni di una campagna elettorale, quella delle regionali del 26 gennaio scorso, sotterraneamente feroce. Il fratello del sindaco Domenico Creazzo Antonino, entrambi arrestati, nell'inchiesta parla di Neri e dice che è sostenuto dall''ndrangheta, la stessa accusa che la Procura di Reggio Calabria rivolge a lui e al fratello, quest'ultimo consigliere regionale neoeletto con un transatlantico di voti. Neri ora si difende dicendosi sostanzialmente oggetto di una valanga di calunnie e dichiara che la cultura della legalità ha sempre caratterizzato il suo impegno politico. Dalle colonne del Corriere della Sera la moglie di Antonino Creazzo intanto si difende. Ivana Fava, già sottufficiale dei Carabinieri, si dice allibita e sconcertata. Se mio marito dice risulterà colpevole, io resterò dalla parte dello Stato. Nell'inchiesta si parla anche di lei e del fatto che conoscesse Domenico Alvaro, rampollo dell'omonima cosca. Non smentisce ma afferma che la frequentazione in realtà non era affatto intensa. E sulla vicenda IFEMOS interviene il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Cirielli. Creazzo dice: è una scelta mia, l'antimafia non ha mai segnalato nulla, basta attacchi a Fratelli d'Italia. Torniamo alla politica con un appuntamento. Probabilmente nella prossima settimana ci sarà la nomina della giunta regionale, proseguono i colloqui della Presidente con gli alleati, vediamo. Non è un buon momento per la politica in generale, in modo particolare per la Calabria, ammesso che a queste latitudini ci sia mai stato un momento Felix. Intanto l'ultima inchiesta nella quale un pezzo di politica c'è finito dentro, l'arresto del consigliere regionale Creazzo e la richiesta di arresto per il senatore Siclari, rappresenta una mazzata pesante e dolorosa perché tocca i partiti che hanno vinto le elezioni, quindi altro inizio a dir poco turbolento della nuova consigliatura. Certo, come ha detto la Presidente Iole Santelli, aspettiamo e fidiamoci della magistratura senza condanne preventive. Intanto però il problema c'è ed è bello grosso. Stamattina il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, si dice mortificato per quanto è accaduto. Si assume la responsabilità di aver deciso la candidatura di Creazzo. Il suo arresto è grave, ha aggiunto, ma dalla Commissione antimafia non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione. Specifica poi che l'inchiesta non riguarda sigle politiche
politiche, bensì singole persone, e chiarisce che Creazzo non aveva mai dato adito a sospetti. Seguiremo gli sviluppi delle inchieste e capiremo meglio. Intanto c'è la giunta da mettere in piedi e bisogna far presto perché i problemi in Calabria, grazie a Dio, non mancano. Santelli lavora, ma al momento non v'è accordo tra i partiti. Tutti vorrebbero ottenere tutto e allo Stato le uniche certezze sono rappresentate dal capitano Ultimo e da Sandra Savaglio. Il resto sono poco o più che chiacchiere in libertà. La Lega, che ha intanto ufficializzato la nomina a segretario di Cristian Invernizzi, si dice faccia le bizze, volendo capitalizzare al massimo l'esordio in Consiglio regionale, ma sono solo voci. Il tempo stringe, la Presidente non può protrarre a lungo la ricerca della quadratura del cerchio. È probabile che tenti di forzare la mano e di chiudere la partita entro l'inizio della prossima settimana. Ce la farà? Vedremo. I carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni murate all'interno di un appartamento a Vibo Valentia, probabilmente servivano per compiere un omicidio. 4 le persone arrestate, di cui alcune già detenute. Vediamo. Le armi, rinvenute nell'ottobre 2019 e il 6 febbraio scorso, sigillate all'interno di alcune pareti, erano pronte per essere utilizzate per l'esecuzione dell'omicidio di Rosario Pugliese, attualmente latitante e appartenente all'Andrina Cassarola, contrapposta alla Pardea Rainisi di Vibo Valentia. Una guerra tra cosche che stava per innescarsi e sventata dall'operazione dei carabinieri di Vibo Valentia, che all'alba hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone. Si tratta di Francesco Antonio Pardea, Marco Ferraro, Filippo Di Miceli, già arrestati nell'operazione Rinascita Scott, e tutti appartenenti al locale di Vibo Valentia, coinvolta anche la moglie di Di Miceli, finite le omicidiari. Le indagini hanno fatto luce sui 2 ingenti ritrovamenti di armi effettuati dai militari del comando provinciale di Vibo Valentia e dello squadrone riportato cacciatori di Calabria, che avevano scoperto un arsenale murato composto da fucili automatici, pistole, munizioni e giubbetti antiproiettili. Le investigazioni hanno consentito di accertare che le armi ritrovate costituivano l'arsenale dell'Andrina Pardea Rainisi. Le acquisizioni investigative hanno avvalorato le risultanze dell'operazione Rinascita Scott, confermando il collegamento del locale di Vibo Valentia con il crimine di Polsi. In particolare, l'incontro monitorato tra gli esponenti di vertice del locale di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Domenico Camillò e Antonio Chiarella, con Domenico Pedisano, Don Mico Pedisano, soggetto tratto in arresto in seguito all'operazione crimine e ritenuto il vertice indiscusso dell''Ndrangheta. La polizia ha arrestato un uomo a Crotone trovato in possesso di una pistola pronta per essere usata. Vediamo. I 2 cellulari sottratti alla ex sono costati caro ad un uomo di 58 anni, Antonio Del Poggetto di Papanice, arrestato per detenzione illegale di armi dagli agenti della squadra volanti della questura di Crotone. L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 22 di fabbricazione spagnola che aveva all'interno di un borsello. La pistola era pronta all'uso. Il dettaglio inquietante è che abbiamo scoperto il Del Poggetto mentre stava uscendo dall'abitazione e indossava questa pistola con un colpo in canna e il cane armato, quindi con un potenziale offensivo davvero notevole. Al 58enne la polizia è arrivata in seguito a un'indagine per un furto di 2 cellulari denunciata dalla ex compagna. In seguito alle dichiarazioni della donna, che ha denunciato anche una serie di maltrattamenti sui quali sono in corso approfondimenti da parte della Procura della Repubblica, i poliziotti sono recati a casa del 58enne. Lo hanno trovato mentre stava uscendo da casa. La perquisizione ha consentito di trovare nel borsello la pistola con la matricola leggibile, caricata con 7 proiettili. In casa invece sono stati rinvenuti 2 cellulari rubati alla ex compagna. Del Poggetto, che non ha porto d'armi, avrebbe ammesso che stava andando dalla ex per ridarle i cellulari e ha spiegato ai poliziotti che aveva con sé la pistola per difendersi. L'uomo è stato condotto in carcere su disposizione del PM. A Cosenza 2 persone sono state arrestate, avevano in casa mezzo chilo di cocaina purissima, sul mercato avrebbe fruttato 150.000 euro. Questa e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. I carabinieri del NOE di Catanzaro hanno sequestrato la discarica comunale di Lamezia Terme. L'impianto si estende su una superficie complessiva di 30.000 metri quadri. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa, la discarica sarebbe stata gestita in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. 3 persone sono state denunciate per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti. Il valore complessivo dell'impianto sequestrato è di 2 milioni di euro.
Oltre mezzo chilo di cocaina purissima è stata scoperta dai carabinieri in un'abitazione a Cosenza, arrestati un 42enne e un 54enne. La droga sul mercato avrebbe fruttato 150.000 euro. La perquisizione dei militari estesa ad altri immobili di pertinenza dei fermati ha consentito di trovare oltre 1.260 grammi di marijuana e 2.660 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Un 22enne di San Giovanni in Fiore è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, notato da una pattuglia durante un controllo tra le vie del paese e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato con un panetto di 100 grammi di hashish, da cui sarebbero potute ricavare circa 1.500 dosi. Per il 22enne disposti i domiciliari. Sequestrata un'area boscata di circa 24 ettari di proprietà del comune di Scala Coeli, i sigilli posti dai carabinieri forestali, la zona oggetto di un finanziamento regionale nel settore agricolo-forestale. Il progetto prevedeva la ricostituzione di un bosco ceduo danneggiato da incendio. I militari hanno accertato che la superficie in progetto, per oltre il 50%, era formata da un rimboschimento artificiale di conifere non conforme agli elaborati progettuali, denunciati i due progettisti. Lo sport, il calcio di Serie C con il turno infrasettimanale, la Regina vince il derby e vola in classifica. Bene anche la Vibonese in rimonta, male il Rennes sconfitto fuori casa. Vediamo. Queste sono le immagini dell'arrivo alle 2 di notte della Regina al centro sportivo Sant'Agata. Applausi, cori, abbracci. Lo scenario è quello di chi, dopo la vittoria nel derby, festeggia ma non troppo. Sono cauti gli Amaranto, che viaggiano a vele spianate verso la promozione diretta ormai da tempo. 10 le lunghezze di vantaggio a 10 giornate dal termine, ma l'11 di Mimmo Toscano, dopo aver espugnato il Ceravolo portando a casa una vittoria importante con lo stesso risultato dell'andata, ora è proiettato verso la sfida con il Monopoli, un test anche questo probante che potrebbe avvicinare l'obiettivo promozione. Ma tornando alla sfida di ieri sera, è Rivas al 16° a firmare un successo prezioso per la squadra del presidente Gallo, mentre il Catanzaro incappa nel secondo stop consecutivo dopo il KO di Francavilla, e domenica servirà una prova d'orgoglio in trasferta a Potenza. Seconda sconfitta anche per il Rende, desolatamente al penultimo posto in graduatoria. Brucia il KO maturato con la Cavese, anche perché la squadra di Rigoli, dopo un avvio convincente, riesce a sbloccare l'inerzia del match con Rossini, ma poi si fa raggiungere e sorpassare da Germinale, che trasforma il rigore da 3 punti nell'extra time. Stesso refrain della Vibonese, che arrazza prima in cassa l'1-0 dalla Virtus Francavilla e poi pareggia e mette la freccia con Pugliese nel primo parziale, e prezzabile allo scadere. 3 i successi per il rossoblù di Modica, al quale nei giorni scorsi è stata ridotta la squalifica da 4 a 2 mesi dalla Corte Federale d'Appello. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nelle prossime ore tempo caratterizzato da instabilità, in particolar modo sulle zone tirreniche, per il transito di 2 perturbazioni. Domani nubi sparse su zone tirreniche ed interne con piogge diffuse, deboli nevicate sulle vette di Pollino e Sila, poco nuvoloso con scarsa probabilità di fenomeni sulla fascia ionica, temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti, domani agitato il Tirreno, mosso o molto mosso lo Ionio, venti moderati o forti da ponente. Per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.